ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora verrebbe da dire San Mamdani prega per noi, se non ci fosse il rischio, diciamo, di innescare dei cortocircuiti confessionali, visto la fierezza con cui il nuovo sindaco di New York rivendica la sua identità islamica, declinandola spesso, se non in senso antioccidentale, quantomeno in senso anti-ebraico, che però è l'anticamera del senso anti-occidentale. Ma insomma il rischio di questo cortocircuito c'è e oggi però quella dei giornaloni e del mainstream è tutta una lunga, ininterrotta, acritica ed entusiasta preghiera laica per San Zoran Mamdani, il nuovo punto di riferimento delle anime belle anche del campo largo nostrano, che si è dato ai festeggiamenti perché sicuramente sulle elezioni di New York ha inciso particolarmente la politica di Elli e di Giuseppi, ma a parte, come dire, questi ammenicoli di avanspettacolo che riguardano la politica della sinistra nostrana, oggi si è andati oltre quella celebrazione a giornalone unificato che avevamo ventilato ieri, perché appunto è tutta una celebrazione del nuovo sindaco. Ovviamente si celebra anche il funerale politico di Trump, chiaramente, che da stamattina è un uomo finito e la sua presidenza si sta avviando inesorabilmente verso il tramonto perché i democratici hanno vinto New York, che equivale più o meno a dire perché il sole è sorto stamattina. Ma comunque entusiasmi ovviamente fuori controllo su Repubblica. Il sindaco dell'altra America, cioè quella giusta, la loro, perché l'America giusta è sempre la proiezione no, delle turbe ideologiche degli intellettuali europei. L'America di Mamdani, essendo tra le altre cose ambigua su Hamas, va bene, per loro signori è l'altra America quella buona. Analisi di Gianni Riotta, il primo passo di una riscossa ora possibile, dove, come dire, americanologo sicuramente esperto si lancia in questo esercizio di proiezione del voto di New York sul voto di tutti gli States, diciamo, da New York appunto a San Francisco, ma soprattutto passando per tutto quello che c'è in mezzo, la riscossa possibile democratica. Diciamo che Riotta ha abbastanza esperienza per sapere che la proiezione da Manhattan e Brooklyn alle grandi praterie del Midwest e poi del West è un esercizio abbastanza spericolato. Ancora più surrealista il racconto, sempre su Repubblica, di Gabriele Romagnoli, l'irresistibile corsa dell'esercito dei dimenticati. È meraviglioso, Mamdani issato dai dimenticati contro l'oligarchia economico-finanziaria, che a New York City è ovviamente democratica nell'anima. Dei dimenticati questi signori se ne sono sempre fregati, del trumpismo come fenomeno politico, che è nato proprio dando voce ai dimenticati della globalizzazione, al forgotten man, all'uomo escluso dalle suddette elite, all'americano in carne e ossa, ranch, proprietà privata, sì, Bibbia, che appunto si sentiva tagliato fuori dal nuovo corso della storia. Hanno sempre irriso i dimenticati, li hanno sempre ridotti a caricature di zoticoni ignoranti che votavano per l'orco col tupè. Improvvisamente il dimenticato di Manhattan, diciamo il dimenticato fighetto, invece assume per loro signori una dimensione più rilevante. Anche sulla stampa una commentatrice solitamente accorta e che non viene certo dalla sinistra radicale come Flavia Perina, si lascia andare a sostanzialmente a quello che sembra un peana invece dell'iperradicale Mamdani, e poi a un ammonimento alla destra nostrana per cui servirebbe meno Trump, perché se no si perde a New York. Questo è, come dire, il contorcimento più che il ragionamento ospitato oggi sulla stampa, che ovviamente anch'essa in prima pagina entusiasticamente: New York a Mamdani, l'America anti-Trump.
entusiasmi assortiti ovviamente anche sul Domani e su tutte le gazzette di risulta, e allora a un certo punto io ho detto, beh, ma deve essere successo veramente qualcosa di grosso, sono io che non l'ho capito. Sono andato a vedere la mappa degli Stati Uniti e ho visto che ci sono state 3 vittorie importanti democratiche in questa metropoli importantissima che è New York, localizzata all'estremo est di questa cartina che ho davanti, in 2 stati, anch'essi della East Coast, Virginia e New Jersey, dove alle ultime politiche aveva vinto Kamala Harris. Cioè i democratici hanno vinto o in feudi proprio radicalmente democratici, New York e New Jersey, o in uno stato più contendibile, la Virginia, ma dove Kamala Harris aveva vinto meglio di come ha vinto l'attuale governatrice. E poi vado a vedere anche la performance del nuovo idolo, appunto, dei progressisti globali, Mamdani, e vedo che nel 2024 Kamala Harris a New York aveva sfiorato i 2 milioni di voti col 72%, Mamdani ha superato di poco il milione col 51%. Quindi questa rivoluzione, questo cigno nero, questo evento che cambia completamente la politica americana e rende la presidenza Trump pericolante se non indifesa, perché questo è il racconto medio di oggi, sulla carta geografica degli Stati Uniti, che si estende lievemente oltre la West Coast, passa gli Appalachi, passa dal Midwest deindustrializzato e oggi in gran parte trampiano, le grandi praterie, passa dalle montagne rocciose, scende in Texas, l'America, non questa cartolina dalla East Coast, non avvalora il quadro di lor signori, i numeri non avvalorano il quadro di lor signori. È la solita sbronza ideologica. Grazie a tutti.